il risultato è quello che conta. Diego, posso chiederti un giudizio sulla stagione di Lorenzo Insigne, del capitano? È ancora alla ricerca del primo gol su azione e insomma sta attraversando un momento delicato. Sì, sicuramente è una stagione che è partita in maniera complicata, noi lo sapevamo, perché purtroppo se non si risolve questa storia del contratto, Lorenzo purtroppo non può essere tranquillo, la colpa non è sua, la colpa è delle parti in generale che non si mettono d'accordo, però a prescindere da questo Lorenzo è un grande giocatore. Ha un procuratore bravo, importante e la società deve fare il passo, perché io credo che Lorenzo sia un patrimonio del calcio italiano e sia un ragazzo napoletano che il Napoli non deve perdere. Diego, hai sentito il presidente dopo quella situazione della statua? No, non l'ho più sentito, non credo che gli sia piaciuto il fatto che io non mi sia presentato, però io devo avere una faccia. Quando mi guardo nello specchio la mattina devo avere una faccia, io non posso sedermi al fianco di una persona con la quale io e i miei fratelli abbiamo una causa penale in corso, quindi se il Presidente lo capisce bene, se no voglio dire, io sono andato 35 anni avanti nella mia vita senza un soldo del Napoli, quindi ci vado avanti comunque. Io abbiamo letto anche di questa questione di Dalma, dello stadio che è stato negato, è vero? Se ne sai qualcosa? Ma guarda, in questo non lo so perché ovviamente è un docufilm che sta facendo Dalma, io non c'entro dentro, però spero che la società possa aprire le porte, no? Perché alla fine quello stadio porta il nome di nostro padre. E mi sembra paradossale che non siamo stati noi a scoprire la statua, non siamo stati noi ad essere presenti, non siamo stati noi preferiti a degli estranei per papà. Purtroppo è così. Di estranei, ma questa vicenda tu hai detto che siete in causa, ci sono delle tempistiche per la risoluzione di questa vicenda? In realtà noi siamo in causa per far capire che il contratto noi già lo abbiamo rescisso, come diceva una clausola del contratto, unilateralmente a maggio, però purtroppo si continua a dar credito a persone che esibiscono dei contratti che non sono validi, non dipende da noi purtroppo. Ecco, ma a tuo avviso perché il Napoli in questa partita che state giocando si sta schierando dalla parte dell'ex manager, come poi si è visto in occasione di Napoli-Lazio con Cici che era lì allo stadio Maradona e voi che non c'eravate? Mi permetto di non rispondere a questa domanda. Abbiamo qualche bip eventualmente? No, nessun bip. Io ho un'idea ma non la posso esternare purtroppo. Grazie.